Amici bellini, è un martedì pazzesco perché ovviamente mi sono svegliato col cellulare, io metto la vibro, però quando sono usciti i primi leak della maglia è chiaro che non si poteva dormire più. E poi il macro argomento Giuntoli, quindi affrontiamoli, cominciamo. Allora, ancora io devo capire come sistemare la situazione, ma quest'oggi io non vi chiedo di iscrivervi al canale, vi iscrivete voi al canale di vostro pugno e di vostra sponte se effettivamente vi rendete conto che non vi dico bugie, che non vi dico stupidaggini, che quando vi cito una fonte, qualche cosa e qualche intuizione non vi dico stupidaggini, per me è la cosa più importante. Quindi lasciate un like perché 13 giorni fa vi dicevo così. Poi ci sono queste novità, queste linee che delimitano il petto e poi dividono poi la cosa, non lo so se sono proprio così, ma potrebbe essere. E poi per sicurezza ho messo il fluido azzurro fluido loco sopra la MSC crociere per sicurezza, perché per evitare cose vulcaniche, per evitare, però state in campana perché non si sa. E quindi è tutto vero, è tutto vero. Quello che mi era stato consegnato come fuoco indiscrezione, ecco, esiste però sulla seconda maglia, su quella away. Stanno girando, adesso vediamo, magari mi sposto un attimo con un Abrabam tattico così ne parliamo bene. Questo poi è un rendering diverso che mi mandano gli amici abbonati, qualcuno che non so l'autore, non l'ho fatta io, questo è importante ribadire, l'autore di questo rendering che credo si faccia per i videogiochi, per FIFA, insomma eventuali creators di nuove maglie, già vista su un manichino virtuale è già qualcosa di migliore su questo sfondo. E adesso vi azzecco quelli che sono i leak che sono usciti e vi dico un po' di cose al riguardo. Però prima, per quanto riguarda, prima di parlare delle maglie che resta solo la maglia, ragazzi, e vi lego il discorso delle maglie al discorso di Giuntoli. Mentre si parlava di maglie, ma qua il righino, ma qua il colletto, eccetera eccetera, la tradizione, arriva la presentazione di Giuntoli su tutti i social, su tutte le cose, e quindi si legge e si sente che lui dice la juventinità trasmessami da mio padre. Mi alzavo, andavo a fare non so quante ore di macchina per andare a vedere la Juve quando ero piccolo, eccetera eccetera. Allora mi rendo conto, e voi nei commenti mi potete dire qual è la vostra reazione a parole del genere, e c'è un amico che mi sta scrivendo in privato e dice sì, comunque vedi che alla fine De Laurentiis o non De Laurentiis, tutti questi personaggi usano, sfruttano il Napoli per crescere, per lanciarsi o per rilanciarsi, ed è vero, ed è indubbiamente vero. Contemporaneamente però io ho la convinzione che come lui abbia usato il Napoli per lanciarsi, come l'ha fatto Sarri, come l'hanno fatti altri giocatori, anche il Napoli ha utilizzato Giuntoli. Noi abbiamo utilizzato Giuntoli per vincere, perché alla fine si vince con il lavoro di tutti, tutto insieme, e non possiamo togliere Giuntoli solo perché adesso è su altri lidi. E quindi lui ci ha utilizzato per lanciarsi e per crescere e per diventare importante nel mondo? Sì. Noi l'abbiamo utilizzato per trovare Kvara ed altri giocatori? Sì. Perché poi è anche notizia, insomma, è evidente per tutti che Kvara era anche nel mirino della Juve. Allora tu, tifoso della Juve, che fai? Non lo prendi per il Napoli? Telefoni a Paratici e dici prenditelo tu perché io sono tifoso della Juve? No, lui ha fatto il professionista, ha trovato un giocatore, lo ha detto, gli è stato consigliato da Zaccardo, tutta la storia l'hanno fatta Micheli e Mantovani perché sono i nuovi miti adesso per noi, e Giuntoli non ha fatto niente, come volete, ma alla fine Giuntoli ha lavorato per noi, ha lavorato molto bene per quanto mi riguarda, e ha fatto il professionista. Se poi a Napoli non ci vuole restare e vuole andare ad abbracciare una sfida che adesso è entusiasmante per un professionista, perché è una Juventus disastrata, è una Juventus che sta fallendo ogni anno e sbaglia il mercato, è ovviamente una sfida secondo me molto accattivante, e quindi è normale che lui parla ambiziosa, affascinante, continua ad avere questo fascino. Noi
noi ovviamente da tifosi del Napoli, ma come fai a dire che è affascinante? Ed è affascinante, per un professionista resta ancora affascinante, ragazzi. Puoi essere protetti magari da certi discorsi, da certa stampa, perché poi Gravina dice è bellissima questa storia del patteggiamento, è una cosa bellissima. Per altri tifosi e sportivi non è bellissima, ma per un professionista che si sta giocando una fetta importante della sua carriera lo è. Quindi secondo me io non, prima di tutto ero sereno prima perché già l'avevamo preventivato e ponderato e immaginata questo finale. Ero sereno prima, sono sereno adesso che lui dice che è juventino perché non mi cambia niente quello che ha fatto. Poi mi facevano notare, e qua devo ringraziare la mia community, perché quando vi facevo il video su Giuntoli di qualche giorno fa, qualcuno mi diceva non pensiamo solamente, aiuta la community a ricordare anche le cessioni di Giuntoli, perché tutti si sono divertiti poi a scrivere ma hai preso Grassi, Reggino, insomma dico nomi a caso perché Verdi, Maksimovic, eccetera eccetera. Benissimo, possiamo fare l'elenco dei giocatori che ha sbagliato, che non sono andati bene. Contemporaneamente, oltre all'elenco dei giocatori che sono andati bene e che ci portano poi a vincere uno scudetto, c'è anche un elenco di cessioni dove tu praticamente ottimizzi e riesci a vendere anche a prezzi veramente a volte esorbitanti giocatori che erano in esubero e che non avresti mai potuto utilizzarli. Ricordiamo semplicemente l'anno scorso il modo in cui tu piazzi Petagna, il modo in cui piazzi in extremis Fabian che era fuori da tutti i giri, lo stesso Koulibaly a un anno dalla scadenza. Mica sono operazioni facili, perché ti puoi far prendere per la gola e li lasci andare, e invece no. Quando è stato possibile ha fatto anche questo, quindi mantenendo poi le casse in equilibrio e potendo reinvestire con queste cessioni eccellenti. Quindi io non smentisco e non cambio idea sull'operato di Giuntoli solo perché adesso ci dice io sono sempre stato un tifoso della Juve. Anzi, se vogliamo, a maggior ragione, da tifoso della Juve hai lavorato benissimo per il Napoli e i professionisti così dovrebbero fare. Tutti sono tifosi di qualcosa o di qualcuno. Se poi vai e fai il tuo lavoro, o come i giocatori che segnano e chiedono scusa perché sono magari affezionati a una piazza, comunque segnano, non sbagliano davanti alla porta di proposito, perché poi sono aziende e quindi mi sembra logico così. Poi noi adesso che Giuntoli è dall'altra parte della barricata, che non lavora più per noi auguriamo a Giuntoli di sbagliare degli acquisti, di perdere le intuizioni, di non trovarsi con il sistema, perché magari da una parte c'è un modo di lavorare e da un'altra ce n'è un'altra. Speriamo che continuino a sbagliare e che quindi sia alla fonte un sistema, però se poi cambiano modo non lo so, dobbiamo vedere, dobbiamo scoprirlo solo vivendo, e speriamo di non avere la Juve come competitor per lo scudetto. Noi pensiamo solo alla maglia che insomma. Allora, le cose belle, prima le cose belle. Le cose belle è che abbiamo salutato la Lete, sempre che questa sia la finale, perché i leak sono dei leak, e c'è sta pure qualcuno che sta dicendo ma quando mai è fake, non sono queste, c'è qualcuno che nei commenti insiste a dire no ma quella è Coca-Cola, smettetela di dire fake news. Vabbè, aspettiamo, perché tanto ci siamo, adesso una votata ne ha girato, un drink, una serata di musica dal vivo e sarà lunedì, e quindi va bene così. Se questo è il rendering finale, se queste sono effettivamente le maglie, ora in questo rendering che vedete qui accanto a me, la N del pattern mi sembra un po' troppo grande, credo che siano più piccole. Sia più piccolo, è quasi impercettibile, questo è troppo così. Però la differenza grande sarà che la parte frontale del petto sarà leggermente diversa come effetto ottico rispetto alle spalle, perché queste righine ovviamente staccano da dove c'è il pattern a dove non c'è. Confermato il rumor di eBay al posto di Amazon, ecco perché io ieri faccio il video per Valentina De Laurentiis, dico ok, magari non sarà Amazon più, ma non perdiamo la collaborazione con Amazon per lo store, anzi aggiungiamoci Amazon.com, così io da New York me la posso comprare senza dover andare al manicomio, e aggiungiamo gli altri dettagli. Ora,
Quindi bene che non ci sta la patacca rossa di Lete finalmente, quindi esultiamo, e già è bella così, già questo rende tutto più piacevole all'occhio. Contemporaneamente vi dico, rispetto questa già meglio addosso, quando tu vedi una maglia buttata a terra come queste altre fotografie che stanno girando, la sensazione non è bellissima, sembra la MSC, sembra non centrata, sono effetti ottici. Non mi fa impazzire il colletto richiama, come vi avevo detto, la versione 2012-2013, quindi questo colletto a V uno si sovrappone all'altro. Non mi fa impazzire, preferivo il colletto semplice. Non mi fa impazzire che il tricolore sia ovunque, perché comunque c'è poi una preponderanza di dettagli rossi che oramai fa parte della nostra storia. Lo accetto perché viene da uno scudetto e non da uno sponsor, quindi da questo punto di vista non vogliamo essere poi troppo, insomma, Rudy Garcia. Però ci sono delle considerazioni tecniche da fare che io, non essendo un grafico, non le conosco. Tu a effetto ad occhio tu dici questa cosa mi piace o non mi piace, non sai nemmeno il perché. Io vi posso dire perché una canzone vi piace rispetto a un'altra e vi spiego sì, perché qua c'è un ritornello che, venendo da una tonalità minore magari diventa maggiore, apre la sonorità a una sonorità più allegra, ed ecco perché ci piace. Oppure un ritmo più movimentato ci dà l'adrenalina, sale, poi dopo riscende. Quindi vi posso spiegare la musica. Per quanto riguarda la grafica, devo parlare con le parole di Tore Falanga, che nel frattempo aveva, chi ha visto il video ieri, aveva esattamente indovinato tutti i dettagli del rendering finale, comprese insomma la nuova eBay, il nuovo colletto e le nuove maniche. Qua entriamo un pochino nel dettaglio tecnico e anche nel gusto. Sulla maglia home, Tore dice: gli inserti a cordoncino bianchi per spezzare le maniche e torso sono un pugno in un occhio. Io dico, non mi dispiace, mi ricorda un po' quella di Adora, dove praticamente del Napoli che cominciava, anche la tonalità dell'azzurro. Ma andiamo per ordine. A me non dispiacciono questi qua bianchi, non è quello che mi dispiace, a me dispiace di più il colletto, ma andiamo avanti. Come già detto in precedenza, l'azzurro, cioè me lo disse, è un colore difficile da applicare per elevare l'eleganza. Quel tono di azzurro in particolare è un po' troppo saturo e un po' troppo chiaro. Da qui diciamo anche che le foto che escono leak non sappiamo, perché dipende dal telefono, dipende dalla luce come la irradia, quindi non sappiamo. In alcune foto la terza maglia nera sembra azzurro, sembra blu scuro, in alcune foto sembra addirittura verde scuro, quindi questo non lo possiamo sapere. Quindi quel tono di azzurro in particolare è troppo poco saturo e troppo chiaro. Dalle foto sembra addirittura che le maniche abbiano una tonalità diversa, e infatti sì, ma questo può dipendere dal fatto che il torso abbia quella solita texture fatta dai loghetti piccoli che ne accentuano l'aspetto lucido, e per questo indosso la maglietta lucida. Lo scollo a V mi piace, vedi, a Tore piace e a me no, quindi qua è gusto, ma non con la sovrapposizione, e quel tricolore che gira attorno al collo sembra cadere nel nulla al di sopra dello scudetto, crea una ridondanza fastidiosa, e qua capisco cosa dice Tore. La patch in quel Napoli sembra una di quelle cucite, di quelle patacche cucite a filo lucido, ma probabilmente è solo un plastificato con ancora quell'orrendo e vetusto effetto gradienti di colore per simulare la tridimensionalità. E qua ne abbiamo parlato, vedi, nel rendering questo qua di FIFA sono colori pieni, non c'è il gradiente, perché questo è il futuro. Per quanto riguarda la maglia Away White, gli inserti a contorcino neri o blu scurissimi, qua è la domanda che si crea Tore, possono anche essere accettabili. La foto del golfo del background è kitsch, e qua siamo d'accordo, perché secondo me era meglio disegnata, stilizzata, con un colpo di penna, piuttosto che la foto proprio del golfo. Sono gusti. Se i colori sono bianco e nero, davvero cosa c'entrano per il Napoli? Vogliamo sperare che sia un blu scuro. Il logo del Napoli è decisamente meglio rispetto a quello usato per la maglia home. La maglia away antracite green, i colori antracite e verde olive posso anche accettarli, ma la texture non mi sembra inerente con la cultura napoletana, sembra un tattoo maori. I dettagli sembrano ispirati alla maglia per la Champions League che fece quasi un mese fa, o forse più. E quindi qua vi faccio vedere tutto questo confronto. Il Maori in effetti, aumentando il contrasto della maglia, a primo acchito io ho detto sembra la Galleria Umberto. Sarebbe stato secondo me
un bellissimo richiamo, un omaggio alla città. Torre faceva le ceramiche napoletane, ma un omaggio alla città poteva essere la Galleria Umberto o qualsiasi monumento, e quindi il richiamo irregolare, anche simpatico, sulla terza maglia, che poi si sa, la terza maglia di solito ha qualcosa che non si lega per forza con la tradizione, cerca di essere più fashion, e quindi ci siamo. L'idea del tatuaggio, per personalità, proprio opinione mia, è un po' cuozza, l'idea del tatuaggio maori, il tribale, non si porta più, però è coerente con la scelta del bacio della maglia di San Valentino, che ricorda un pochino il tatuaggio così, quindi secondo me c'è sempre di base questa convinzione che il tifoso del Napoli è un po' cuozzo. Questa è la mia opinione rispetto a certe scelte. Poi insisto, ce la vogliamo prendere con Valentina, possiamo prendercela con Edo, dobbiamo prendercela direttamente con Aurelio, questo non lo possiamo sapere, perché quando il Napoli autoproduce e mette solamente il marchietto di Armani, fanno tutto loro, quindi non sappiamo chi ha scelto il design. Mentre stavano disegnando, entra il presidente e dice: voglio i righini, ma li voglio azzurri, li voglio bianchi. No, entra Edo e dice: ma perché non mettiamo il Vesuvio? No, ma in realtà è meglio metterci il gelato. Questo non lo possiamo sapere, se magari in fase di sviluppo delle idee, perché poi uno fa un'idea, poi dopo si aggiusta, se Valentina aveva pieno potere sotto questo punto di vista, o se il papà entra e decide nel finale. Non lo possiamo sapere, perché comunque si sa che Aurelio lo dice pubblicamente, anche quando fa un film, una serie TV, chiama il regista, chiama l'attore, dice: questa cosa fatela così, io ne capisco più di voi. Sotto questo punto di vista non si può, non abbiamo dubbi che della Laurentiis avrà messo mano e bocca anche su queste magliette. Insomma, io vi dico che questa maglia a prima vista è comunque bella, si cresce rispetto alla Lete in rosso, è un miglioramento sicuramente. C'è lo scudetto sul petto che rende tutto più storico ed eccezionale. Si poteva fare meglio? Secondo me sì. L'idea magari di non... ma qua è veramente, entra nel gusto personale, perché qualcuno sta scrivendo che sono orrende e qualcuno dice sono bellissime. Io vi dico che secondo me questa è una bella maglia, rischia di essere un po' banale, ascoltatemi bene, rischia di essere un po' banalotta, specialmente la prima maglia, però io do un 6,5. Il mio voto alla maglia è 6,5, perché ci sono più cose che mi piacciono rispetto alle cose che non mi piacciono, e diventa 8 il mio voto se questa maglia compare su Amazon.com, scende a 6 il mio voto se questa maglia non compare e non arriva a New York. È semplice il discorso, ragazzi, perché la maglia può essere bellissima. Adesso l'hanno presentata quella della Roma, che secondo me è spettacolare, hanno presentato quella là della Lazio, scelte varie. La distribuzione, mi stanno scrivendo in tanti, dice io non la trovo, io quell'altra non l'ho mai trovata. La distribuzione eleva il lavoro della società e del nuovo pacchetto cellula marketing se questa maglia mi arriva e la comincio a vedere addosso a qualcuno, perché il Napoli quest'anno, il lavoro che ha fatto in Champions, è diventata abbastanza famosa nel mondo, e molti hanno scommesso nella finale Manchester City-Napoli perché non credevano nelle milanesi, che stavano facendo malissimo in campionato. Bisogna sfruttare questo momento di popolarità del Napoli, sperando di poterlo mantenere e di continuare a far bene quest'anno, ma sfrutta il momento di adesso, perché il Napoli di Kvara, Osimhen, di Lorenzo, di Lobotka, di Zielinski, di Anghissà, di Mario Rui e di Kim, ovviamente, Rachmani, Lozano, l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario e lo puoi utilizzare per portare questa maglia in giro per il mondo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate sia di Giuntoli che della maglia fosse questa, perché non sappiamo se sarà questa, ma credo proprio di sì, e vi iscrivete al canale perché io non vi dico bugie. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri al solito. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.